La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. C'è da perdersi oggi tra i dolci nella nuova puntata dei Segreti del Cuoco. Un menù che, si rispetti, deve avere un dolce adeguato. Oggi ce lo prepara Teresa. Allora, oggi nella pasticceria Dolce Salato di Riola prepariamo i pavassini. Una ricetta antichissima, molto semplice, una tra i tanti pavassini che prepariamo, che sono 6. Oggi prepariamo quelli di melacotogna. Gli ingredienti dei pavassini di melacotogna: ovviamente l'uvetta, umida, deve essere umida e non secca, le mandorle tostate a pezzi, le mandorle macinate sottili, le melecotogne, che ovviamente sono l'ingrediente base, lo zucchero e l'arancio grattugiato, l'arancio fresco grattugiato, le spezie, quindi cannella, chiodi di garofano e il finocchietto. Allora, il procedimento è lungo e soprattutto deve essere molto accurato, quindi lo zucchero va caramellato in pentola, in questo caso lo zucchero semolato, leggermente su fuoco lento e caramellato, deve filare. Dopo questo procedimento si mettono le melecotogne, insieme alle melecotogne diventa una crema, una pasta omogenea, l'arancio, le spezie, poi lentamente si aggiungono le mandorle e l'uvetta. Finito di preparare tutto questo composto dentro, seguendo sempre sul fuoco il procedimento, si mette su una base fredda e si fanno le formine. A piacere, le formine come si vogliono, quelle tipiche dei pavassini. Teresa ha appena preparato i pavassini di melacotogna, eccoli qua. Li vediamo. Allora, questo è praticamente il pavassino finito, con l'uvetta, le mandorle e soprattutto le melecotogne, che è un composto che poi vedi, alla fine va leggermente messo in forno, è delizioso, veramente buono, poco dolce tra le altre cose. Oltretutto abbiamo, come ho detto prima, una varietà di pavassini. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Sì, in effetti sì, qui manca anche ora qualcosa. C'è questo che è quello con le noci, l'uvetta, le mandorle e le nocciole, è quello più conosciuto. Poi c'è questo che è tutto di sappa, quindi ritornando sempre alla sappa, che era comunque lo zucchero dei poveri, perché non avendo a disposizione lo zucchero si usava la sappa che veniva appunto dall'uva vernaccia, quindi era lo zucchero con il quale si addolciva tutto. Ma chiamato da qualcuno su pavassino nieddu, è così? Può essere, sì, noi li chiamiamo tutti pavassini, poi questo lo distinguiamo perché è impastato solo ed esclusivamente con la sappa e non a zucchero. Questo è sempre un pavassino di sappa, però a differenza di quello che è impastato con una parte di farina di semola, questo non ha neanche un po' di farina, quindi ha solo l'uvetta, la sappa, le mandorle, le spezie, quindi nessuna farina. Questo, che a differenza di questo, ha una glassa, quindi questo è di frolla, però con l'uvetta, le mandorle, le noci, le nocciole, ma una glassa di zucchero. Noi insieme ai pavassini vogliamo assaggiare un acquavite. Lo facciamo nelle distillerie lussurgesi insieme al signor Carlo. Cosa ci consiglia? Ma sicuramente noi consigliamo i prodotti nostri tipici di Santo Lussurgio, a partire dall'acquavite al finocchietto, che ben si sposa con il dolciario, con i frutti secchi e prodotti tipici appunto lussurgesi. Acquavite che si perde nella tradizione, qua abbiamo un pezzo di storia. Assolutamente sì. Questa è una bottiglia, forse una delle poche bottiglie, a parte quella che è ancora all'erede, di bottiglie di cognac che si produceva a Santo Lussurgio nel lontano 1890. Passato e presente. Assolutamente sì. Le nostre distillerie produciamo appunto, come dicevo prima, le 3 classiche tipiche acquavite di Santo Lussurgio, tra cui appunto una aromatizzata al finocchietto, una acquavite secca e in più una barricata. Un'altra cosa da dire, noi l'anno prossimo sicuramente ci freggeremo del primo brindissato. La nostra distilleria ha invecchiato, fa 4 anni, anzi ha compiuto 4 anni, il 21 di questo mese, il primo brandy la Sardegna.